1976, a seguito di scavi di sbancamento per la realizzazione di un palazzetto satellite incorporato al Palazzo Municipale, vennero alla luce, in maniera del tutto casuale, i primi reperti romani, quindi di età medio-romana e romana imperiale, quindi ci riferiamo al primo-secondo secolo d.C. e al III secolo d.C. e successivamente la campagna di scavi, che venne condotta dalla sovrintendenza della sezione beni archeologici di Messina, portò alla luce un intero abitato e quindi un complesso urbanistico che ricalca un po' lo schema del piano ippotameo di Mileto, quindi l'incrocio delle grandi strade, il Car del Decumano, che in questo caso prendono il nome di Via della Neve e Vico della Neve. E su queste strade si attestano le abitazioni, erano degli abituri più che altro, molto miseri, evidentemente chi abitava in questa zona era il ceto popolare. Si trattava di stanze, camere, generalmente terranee, quindi a un solo piano, qualcuna era solerata, cioè aveva il solare di copertura e quindi il piano superiore, e ricevevano luce e aria soltanto dalla porta perché erano prive di finestre e si inserivano lungo queste due strade, questi due assi principali. Ciò ha portato anche alla realizzazione successiva dell'antiquarium. L'antiquarium, che poi è il piccolo museo annesso agli scavi, che racconta la storia degli scavi e mette in mostra una piccolissima parte di tutti i reperti che sono stati rinvenuti, costituisce per la nostra città, per la città di Messina, che stranamente, direi anche beffardamente, perché Messina è stata già fondata nel 1270 a.C. dai Siculi, ma la vera fondazione come città risale al 730 ad opera dei pirati calcidesi e cumani. Dico Messina, che è ricchissima di aree archeologiche e che a partire dal 700 e fino ai nostri giorni è stata interessata a numerose campagne di scave con migliaia e migliaia di vasellame, di reperti archeologici, non possiede ancora oggi un museo archeologico. Tutto il materiale che è stato rinvenuto in più di un secolo di scavi, di campagne archeologiche, si trova a Siracusa, purtroppo al Museo Paolo Orsi. In attesa che venga realizzato finalmente, si sta completando il nuovo museo regionale, una sezione archeologica, e quindi questi materiali che documentano la plurimillenaria storia di Zancle e Messina possano tornare nella loro sede originaria. Per ora abbiamo questo antiquarium che, come dicevo, raccoglie i reperti rinvenuti sul posto. Si tratta generalmente di vasellame di uso quotidiano, quindi piatti di portata, piatti da pesce. Ma una cosa anche interessante è che insieme al vasellame sono stati rinvenuti i rifiuti di pasto, che sono importanti soprattutto per chi si occupa di scienza dell'alimentazione, chi si occupa anche di gastronomia dell'epoca, per cui ci danno uno spaccato abbastanza completo del tipo di alimentazione che era allora in voga in periodo romano, ma soprattutto nel periodo medievale. Di Messina ha una storia veramente molto ma molto antica, perché già in epoca preistorica, già nel 20.000 a.C. esistevano stanziamenti capannicoli che furono scavati alla fine dell'Ottocento da due grandi archeologi, Paolo Orsi ma anche Biagio Paci, nella zona falcata, dove oggi c'è il porto della città, dove c'è la stele della Madonnina del Porto. È lì che si ebbe questo primitivo insediamento capannicolo, parliamo già del 20.000 a.C. Ma è nel 1270 a.C. che si può parlare di un vero e proprio insediamento, anche se molti reperti, tra cui anche tombe, necropoli ed enchidrismos, sono stati rinvenuti in varie parti della città e risalgono ad epoca neolitica, cioè al 4.000 a.C. La colonizzazione avvenne nel 730 a.C., subito dopo Naxos, che come sappiamo è la più antica colonia greca della Sicilia. E Periere e Cratemene, che erano due guerrieri provenienti da Cume e da Calcide, sono stati gli ecisti, come si dice, cioè i fondatori della città di Zancle, che nel 525 a.C. prende questo nome, Conia Moneta, lo Zancleion, dove al dritto c'è il delfino, perché il delfino ha la forma arcuata e quindi ricorda la forma del porto. Del resto Zancle, in idioma osco, in idioma siculo, significa proprio falce. E questa è la prima moneta, 500 a.C., che viene coniata a Messina. Messina è la zecca più antica, si può dire, d'Italia, se non d'Europa. Se noi pensiamo che Roma conia moneta nel 300 a.C., quindi 225 anni dopo Messina, ci possiamo rendere conto dell'antichità di questa città. Cioè a Roma per 200 anni c'era il baratto, il salario, si usava il sale come merce di scambio, non aveva moneta, e solo nel 300 a.C. che nasce l'es signatum, si chiamava così, era una moneta molto rozza di pietra che veniva usata come scambio, quando già Messina da 200 anni prima di Roma poneva monete d'argento che erano dei veri e propri capolavori di arte.
La città, a parte il periodo greco-romano, che è il periodo più antico, il periodo arcaico, ha conosciuto varie dominazioni, ogni dominazione ha lasciato traccia della propria cultura. Se pensiamo ai Normanni, perché la grande svolta nella nostra città, ma direi in tutta la Sicilia, si ha ad opera del Gran Conte Ruggero il Normanno, perché nel 1061 Ruggero insieme al fratello Roberto il Guiscardo dalla Calabria attraversa lo stretto e sbarca a Messina, ed è proprio da Messina che inizia la battaglia lunghissima, aspra, che durerà fino al 1094, che porterà alla liberazione completa della Sicilia dal giogo musulmano. Quindi Palermo, quindi Caltanissetta, quindi Catania, Taormina, ma la prima a cadere sotto i Normanni e quindi a essere sconfitti gli arabi è proprio Messina. Da qua inizia la campagna di conquista normanna in Sicilia. E poi abbiamo avuto gli Svevi, Federico II di Svevia, che qui a Messina fonda l'ospedale dei Cavalieri Teutonici. Esiste ancora la chiesa annessa Santa Maria degli Alemanni, detta così perché era retta dai tedeschi, che allora si chiamavano appunto Alemanni, i Cavalieri Teutonici, che hanno il loro gran priorato proprio qui nella nostra città, fondati direttamente da Federico II di Svevia. La chiesa esiste ancora, Santa Maria degli Alemanni, ed è l'unica chiesa gotica che c'è in Sicilia, perché in Sicilia il gotico non esiste, c'è solo a Messina con questa chiesa che risale al 1220. Nel periodo aragonese, sotto Federico II d'Aragona, nascono altre strutture chiesastiche importanti, anche castelli. Non dimentichiamo un monastero di grande importanza che è Santa Maria della Valle, che si trova diciamo, nella immediata periferia nord della città di Messina, sulle alture del torrente Giostra. Si trova questa fondazione, questo monastero con chiesa annessa, che rappresenta veramente un grande capolavoro nel campo dell'architettura sia sveva che aragonese. Ma non dimentichiamo le fondazioni normanne. A Messina esiste la chiesa di Santa Maria di Mili, fondata nel 1092 dal Gran Conte Ruggero il Normanno in persona, il capostipite, per seppellirvi il figlio Giordano. Quindi scelse questa chiesa proprio come luogo di sepoltura di suo figlio morto in battaglia. Nel 500 Messina vede l'ingresso di Carlo V nel 1535, il grande imperatore su cui domini non tramontava mai il sole, che giunge vittorioso dalla battaglia di Golette e Tunisi in Africa contro l'Ariadeno Barbarossa, e passa proprio da Messina, viene accolto con grandi archi trionfali, con grandi festeggiamenti, attraverserà poi lo Stivale e a Messina tornerà suo figlio, il figlio illegittimo, fratello di Filippo II re di Spagna, che si chiamava Don Giovanni d'Austria. Don Giovanni d'Austria, di cui abbiamo un monumento splendido, importante, a Piazza Catalani, un monumento bronzeo, opera di Andrea Calamec del 1572, che raffigura questo grande condottiero che condusse alla vittoria la più grande battaglia della cristianità di tutti i tempi, e l'ultima crociata, se vogliamo, la famosa battaglia di Lepanto, che si svolse il 7 ottobre del 1571 nelle acque di Lepanto, vicino praticamente alla Carnania, alla Grecia, a largo delle isole Gorzolari. La flotta partì dalla nostra città, da Messina, si trattava di 250 galere, e Messina venne scelta dal Papa proprio in virtù del suo porto, che era in grado di armare e di contenere 250 galere, quindi una cosa impressionante, perché qui convennero nel 1571 la flotta veneziana al comando di Marcantonio, di Sebastiano Venier e di Agostino Barbarigo, la flotta pontificia al comando di Marcantonio Colonna, la flotta spagnola al comando di Gianandrea Doria, e solo Messina poteva ospitare quelle migliaia e migliaia di marinai, di remieri eccetera, che avevano tutte le loro esigenze, quindi una città in grado veramente di accogliere un evento così importante, fondamentale per la storia del mondo. E Messina realizza nel 1622 la Palazzata, che era considerata l'ottava meraviglia del mondo, decantata da tutti gli storici, cade nel terremoto del 1783, viene ricostruita nell'800, 1803 dall'Abate Minutolo. Anche questa seconda palazzata cadrà col terremoto del 28 dicembre del 1908, e la città sarà ricostruita in ossequio alle norme antisismiche a partire dal 1909 sul progetto dell'ingegnere Luigi Borzì, piano regolatore della città, che in ossequio alle norme sismiche farà di Messina una città giardino, perché le altezze dei fabbricati erano basse in quanto proporzionate alla larghezza delle strade, per cui veniva additata da tutti come città giardino.
Nel 1943 la nostra città è stata la più bombardata d'Italia, tant'è vero che è venuto l'allora presidente negli anni 70, il presidente Sandro Pertini, venne proprio qui a Messina ad appuntare la medaglia di città eroica, città martire della seconda guerra mondiale. Fu la più bombardata in tutto il mondo. Il motivo era questo, che siccome gli edifici erano stati costruiti in cemento armato, gli americani e gli inglesi, specialmente gli americani con le fortezze volanti, gli inglesi usavano gli Spitfire e gli americani usavano le bombe Buckbuster, letteralmente spianafabbricati. Queste bombe scendevano a grappoli, sfondavano i solai degli edifici e poi esplodevano sotto nei cantinati. E quindi l'edificio, essendo stato realizzato rigidamente con le norme antisismiche dopo terremoti in cemento armato, non subiva nessuna lesione apparente all'esterno, però all'interno era sventrato. E quindi questi bombardamenti, che non facevano mai cadere la città, hanno fatto sì che Messina venisse indicata dai piloti della Royal Air Force oppure dai piloti americani come città fantasma, e loro si scambiavano così i loro commenti mentre la bombardavano, dicendo, sono registrati anche questi commenti, un fatto storico anche interessante, ma è da quasi un anno che bombardiamo questa città ma è sempre in piedi, ecco perché città fantasma, per cui accanimento contro la città, che poi avrà la seconda ricostruzione a partire dagli anni 50 fino ai nostri giorni. Un episodio importantissimo è quello che riguarda lo stemma della città di Messina, che è lo stemma più antico d'Europa, perché risale a 1600 anni fa, esattamente al 407, ed è legato ad Arcadio, che allora era l'imperatore dell'impero romano d'Oriente, che diede a Messina la possibilità di fregiarsi dello stemma di Costantinopoli, la Bisanzio, Istanbul. Messina fu anche città federata a Roma, tant'è vero che aveva il Senato, si fregiava del titolo di SPQM, Senatus Populusque Quirinus Messanenses, aveva le proprie leggi, legiferava per conto proprio perché aiutò i Mamertini allora, Roma nel 264 a.C., le famose guerre puniche, a conquistare praticamente la Sicilia e quindi a sconfiggere i cartaginesi. Una storia antichissima, una storia che ha visto Antonello da Messina nascere qui nel 1430, uno dei più grandi pittori del Rinascimento che la storia ricordi, ma soprattutto, e questa è una notizia dei nostri giorni, lanciata da Martino Juvara, che era docente al liceo, oggi non è più tra noi, a Ispica, in provincia di Siracusa, che William Shakespeare fosse di origine messinese. Questa notizia è stata ripresa più volte da Roberto Giacobbo nella trasmissione Voyager, ma ci sono elementi quasi certi, ormai siamo quasi alla certezza, che il grande Shakespeare, il cigno di Stratford upon Avon, il bardo, così come veniva soprannominato, ebbe Natale proprio nella nostra città, e qui a Messina ambientò una delle sue commedie più belle, oggetto anche di un film, che si chiama Tanto rumore per nulla, e che fu composta da Michelangelo Florio Scrollalanza, che era la stessa persona e lo stesso William Shakespeare, perché Shakespeare è composto dall'unione di due nomi, cioè Shake, che significa scrollare, agitare, e Spear, che significa lancia, quindi Scrollalanza. Michelangelo Florio Scrollalanza è esistito realmente, era messinese e scrisse a Messina in dialetto siciliano Tanto ciafo ponnenti, che poi divenne tradotto in italiano Molto rumore per nulla. Quella che avete visto è la testa di Mata. Mata sarebbe la moglie di Grifone, detta in dialetto messinese o gigante che gigantissa. Mata e Grifone, Cammerrea, Saturno e Cibera hanno diversi nomi, e che la tradizione vuole che siano stati i mitici progenitori della nostra città. La realtà era questa, che Messina e Palermo, da sempre antagoniste per il titolo di capoluogo capitale della Sicilia, per ribadire il loro primato, si inventavano le cose più disparate. I palermitani dicevano, noi abbiamo avuto i ciclopi eccetera, per dirvi, noi messinesi invece siamo stati fondati dai giganti. Oppure voi a Palermo avete Santa Rosalia, che è una santa, noi abbiamo la Madonna della Lettera, che è ancora più importante. L'altra disputa fu quella del primo libro a stampa, stampato in Sicilia, 1438, poi è stato definitivamente accertato che il primo libro, Vita di San Gerolamo, fu stampato proprio a Messina e non a Palermo. Quindi sull'onda appunto di queste lotte campanilistiche nasce anche questo mito di Mata e Grifone, che sono i due giganti fondatori della nostra città, la città di Messina. La storia ha due aspetti, uno è l'aspetto leggendario, l'altro è l'aspetto storico reale. L'aspetto leggendario vuole che questa Mata, con altezza spropositata, una donna prosperosa, piacente, abitasse a Camaro, che è un villaggio dell'Interland della città di Messina, del comune di Messina. E un moro, che
si chiamava Assam ibn Ammar. Durante le sue scorrerie, diciamo nel periodo logicamente dell'invasione araba, nel periodo post-bizantino, arriva a Messina per una delle sue scorrerie, giunge a Camaro, vede questa bellissima donna, questa bellissima amata, figlia di un certo Cosimo II di Castellaccio, se ne innamora perdutamente, ma lei non accetta assolutamente le offerte d'amore perché lei è cristiana e lui è musulmano. E allora lui la rapisce, ma lei non cede, e gli dice: guarda, pure tu mi piaci, ecco, io pure ti vorrei sposare, però devi fare questo sforzo, devi abbandonare la fede musulmana, devi abbracciare la religione cristiana, devi appendere la spada al classico chiodo, quindi non razziare più le città, non distruggere, non ammazzare, io ti sposerò. Lui per amore della bella amata rinunciò a tutto questo, i due si sposarono e dalla loro unione siamo nati noi Messina, con la processione della Vara del 15 agosto, che è una processione splendida, una macchina festiva piramidale alta 13,50 m, pesante 3 tonnellate, che viene trascinata per più di 20 km sulle slitte con la forza delle braccia dei tiratori e tirata da lunghe gomene. Si tratta di corde che poi è una sola di 250 metri di lunghezza con centinaia e centinaia di tiratori che al grido di Viva Maria conducono questa statua processionale, questa grande vara, questo spettacolo che hanno visto tutti i grandi e tutti i viaggiatori del passato venivano a Messina apposta per vedere la vara. Anche Alexandre Dumas nell'Ottocento è stato a Messina per vedere la vara e ha scritto dei resoconti entusiasti per questa manifestazione che si tiene ininterrottamente da 500 anni, perché la prima processione risale al 1535.